1 febbraio 2003. Lo Space Shuttle Columbia comincia la sua discesa verso la Terra. La navetta sorvola l'Oceano Pacifico e l'equipaggio si prepara per l'atterraggio. Sono le 8:40 del mattino e queste sono le ultime immagini dei 7 astronauti. La missione del Columbia comincia qualche giorno prima, il 16 gennaio. Al Kennedy Space Center c'è un po' di apprensione, sia perché è passato poco più di un anno dagli attentati dell'11 settembre, ma anche perché è ancora vivo il ricordo del disastro del Challenger, esploso il 28 gennaio 1986 a 73 secondi dal decollo. Ma fortunatamente, il 16 gennaio 2003, il Columbia decolla senza particolari problemi, o almeno così sembra. Il giorno dopo, durante il controllo di routine delle immagini della partenza, gli ingegneri della NASA notano un particolare in alcuni fotogrammi. Un pezzo di schiuma isolante, staccatosi dal serbatoio esterno 81,9 secondi dopo il lancio, ha colpito l'ala sinistra della navicella, creando un buco di circa 25 centimetri. Dopo una serie di verifiche, solamente il 23 gennaio la direzione della NASA avverte il comandante Rick Husband dell'avvenuto impatto di un detrito sull'ala sinistra, ma lo rassicura che questo non comporta alcun rischio per il rientro sulla Terra. Il 1 febbraio il Columbia comincia le manovre per tornare a casa. Quando entra in contatto con l'atmosfera, attorno all'orbiter si forma del plasma, cioè aria surriscaldata. È Laurel Clark, a bordo della navetta, a riprendere le prime fiammate. La temperatura all'esterno è di 1400 gradi. Il plasma penetra all'interno del foro sull'ala sinistra corrodendola. Sono le 9 del mattino e lo Space Shuttle Columbia si disintegra. Per i 7 componenti dell'equipaggio non ci sono speranze.